Buona giornata a tutti voi e grazie di essere di nuovo qui ad ascoltare una nuova puntata della rubrica Ecologia e Territorio. Oggi un po' sull'onda anche dell'ultima puntata che avevamo fatto dedicata a una fotografa e avevamo parlato di Venezia come uno dei più bei backstage per fotografi, artisti, per matrimoni, per eventi. Proprio sull'onda di questa considerazione mi era venuta alla mente l'idea di fare una trasmissione incentrata su quelle che sono quelle piccole cose, quelle particolarità che rendono questa meravigliosa città, che la rendono unica. Quei piccoli particolari che si trovano solo in questa parte, solo a Venezia e in nessun'altra parte del mondo. Iniziamo da una piccola cosa che magari avete visto tante volte passeggiando per le calli, per i campielli, ma che non avete mai considerato o sulle quali non vi siete mai soffermati a riflettere. E parliamo di quei rettangolini bianchi che si chiamano inizioeti. Ossia sono le indicazioni del rio, della calle, e sono bianchi e sono rettangolari. Dietro ogni inizioet in realtà c'è la storia di Venezia, perché per esempio Rio Terà delle Carampane, le Carampane erano le cortigiane più vecchie, le prostitute più vecchie, oppure abbiamo il Ponte delle Meravegge dove vivevano 7 meravigliose sorelle, oppure il Rio del Marangon, il Rio del Careguer. Quindi questi piccoli inizioeti raccontano la storia di Venezia, la storia di un tempo di Venezia, per cui quando passeggiate per Venezia provate ad alzare gli occhi e ad osservare questi bellissimi rettangolini bianchi, perché vi daranno molte informazioni sulla parte di Venezia che state attraversando. Però se pensiamo a Venezia, una cosa che la identifica immediatamente è la gondola. La gondola c'è solo a Venezia e poi sono state magari portate nel resto del mondo, però questa imbarcazione ci racconta molto. Prima di tutto la gondola serviva un tempo perché i ponti di Venezia ce n'erano pochissimi, adesso ci sono 417 ponti, però un tempo i ponti non c'erano, per cui servivano per attraversare il canale da una parte all'altra. La tipicità della gondola è quella di essere asimmetrica, ossia di avere la parte sinistra più ampia rispetto alla parte destra, perché nella parte destra si trova la forcola, che è il posto dove il gondoliere mette il remo e dà la spinta alla gondola. La gondola è fatta con 8 tipi di legno diversi e con l'assemblaggio di 280 pezzi di legno. Non è fatta solo di legno, è fatta anche di metallo. Il metallo che si chiama riccio, oppure pettine, oppure ferro, è quello che si trova davanti alla gondola, come vediamo nell'immagine, ed è quello che bilancia la gondola. Però in questa figura è raccolta tutta l'identità di Venezia, perché i denti del pettine rappresentano i 6 sestrieri di Venezia, ossia Canareggio, Dorsoduro, Castello, Santa Croce, San Polo e San Marco, mentre la Giudecca, che è l'isola staccata, viene messa nella parte dietro. Tra i vari sestrieri sono rappresentate quei piccoli disegnetti a forma di goccia, rappresentano le isole di Venezia. Mentre il ferro è chiuso dal cappello del Doge, vedete la forma che chiude il pettine è il cappello del Doge, e la parte sotto, dove c'è lo spazio, c'è il ponte di Rialto e il bacino di San Marco, per cui all'interno di questa immagine, è racchiusa tutto quello che è l'essenza di Venezia. Una cosa interessante è il cantiere dove viene fatta la gondola, si chiama Squero, e a Venezia ce ne sono ancora diversi visitabili e molto belli nei quali ancora vengono fatte le gondole.
però se pensate che nel 500 a Venezia giravano circa 10.000 gondole, attualmente le gondole che ci sono a Venezia sono 500 e i gondolieri che devono fare una scuola per gondolieri sono coloro che portano in giro i turisti e molto spesso anche traghettano da una parte all'altra. E se non avete mai fatto un giro in gondola vi consiglio di farlo, perché è un modo lento di conoscere Venezia. La gondola non è sempre stata nera, era molto sfarzosa, piena d'oro, ma ad un certo punto la Serenissima ha imposto, per evitare questi grandi scarti di sfarzo tra il popolo e le persone più ricche, che fosse tinta di pece, quindi tutte le gondole che noi vediamo sono nere e la tradizione è rimasta tale. Ci sono altri elementi che rendono tipica Venezia e probabilmente ve ne siete accorti anche voi quando siete andati. Le strade di Venezia sono state le corsie nelle quali le imbarcazioni possono andare sono state istituite nel 1439 e sono rimaste tali da quel momento. Sono delimitate dalle bricole, che sono quei 3 pali, dipende, ce ne sono 3, ce ne sono 5, oppure c'è addirittura la palina unica, che stanno ad indicare le strade di mare nelle quali si può entrare con le imbarcazioni, perché oltre a quelle molto spesso ci sono delle secche e si rischierebbe di arenarsi. Una delle immagini tipiche di Venezia sono proprio le bricole, con spesso un gabbiano pensieroso o riflessivo che fa da sosta sopra. I pali sono quasi sempre di legno di acacia o di robinia. I campanili di Venezia, non so se vi siete mai fermati a guardare quanti sono davvero tanti, sono 84 e il campanile più grande in assoluto è il campanile di San Marco. 3 di questi campanili sono davvero molto storti, quasi più della Torre di Pisa, e sono 3 quei campanili. I campanili un tempo avevano sia la funzione religiosa di indicare ad ogni quartiere, ad ogni piccolo spazio l'ora della funzione religiosa, però avevano delle funzioni molto più importanti. Erano delle torri di vedetta e anche dei fari. Se noi pensiamo al campanile di San Marco, il tetto del campanile di San Marco è avvolto da lamine di metallo che con il sole riflettevano la luce, per cui le imbarcazioni era un punto di riferimento su dove arrivare, perché il campanile di San Marco, non so se ve lo ricordate, è davvero grande, è davvero molto alto. Un altro elemento proprio tipico di Venezia e che si ritrova anche nelle ville veneziane che troviamo nel nostro paesaggio sono i camini. Non so se vi siete mai fermati ad osservare i camini veneziani, sono particolari, sono fatti con un cono che va verso l'alto. La spiegazione di questo è legata al fatto che i tetti dei palazzi molto spesso erano fatti di un misto paglia, per cui se le faville fossero fatte come i caminetti normali sarebbero scese verso il basso e avrebbero provocato degli incendi, anche se in realtà nel periodo antico gli incendi sui palazzi veneziani erano molto soliti succedere. Un altro elemento che troviamo nell'architettura veneziana sono le altane, sono quelle piccole terrazze di legno che si trovano sui tetti delle case. In realtà anticamente le altane avevano una funzione un po' estetica, ossia le ragazze veneziane, le nobili veneziane, d'estate amavano andare sopra queste altane con dei grandi cappelli dai quali facevano uscire solamente i capelli per prendere le sfumature del sole, ossia per fare queste mesh naturali. Venezia era una città di mercanti, una città nella quale tutte le religioni hanno convissuto e ne abbiamo anche testimonianza nel quartiere ebraico, le chiese ortodosse, però era anche la prima città nella quale la Serenissima ha concesso un quartiere nei dintorni di Rialto, nei quali era possibile
esercitare il meretricio, ossia nel quale le cortigiane potevano esercitare la prostituzione legalizzata e controllata dalla Serenissima. Le regole erano molto ferree e le meretrici dovevano stare a delle regole molto precise, però erano all'interno di questo quartiere ben definito. Ci sono anche delle cortigiane molto famose come Veronica Franco, che all'epoca avevano scritto anche le loro memorie o dei libri legati proprio alla loro attività. Un'altra curiosità è legata ad alcune parole che noi troviamo nella lingua italiana oppure nel nostro dialetto che trovano la loro origine proprio a Venezia. Per esempio la parola ciao è una parola che ha origine a Venezia perché anticamente il saluto dei veneziani era sciavo vostro. Da qui nella mutazione linguistica è rimasta solamente la parola ciao che poi è divenuta ciao, parola utilizzata in tutto il mondo che però ha origini veneziane. Così anche lo spritz che ora è famoso non solo in Italia ma lo si fa in tutto il mondo, è un cocktail che è nato a Venezia e che fino a pochi anni fa ancora solo si beveva a Venezia e deriva dalla dominazione asburgica che Venezia ha avuto perché spritzen in tedesco vuol dire innaffiare e poi è stato accorciato al modo tipico dei veneziani e quindi è nato lo spritz e sembra sia nato proprio a Campo Santa Margherita che è uno dei campi che attualmente è un campo molto godereccio dove se voi andate di sera ci sono tutti i giovani universitari che fanno festa, quindi è rimasta questa usufruire dei cocktail. Un'altra parola interessante è campo. Venezia è fatta di campi, campielli e di un'unica piazza che è Piazza San Marco. Non so se vi siete mai chiesti l'origine della parola campo. Il campo si chiama così perché anticamente c'erano o degli orti, perché i campi sono di solito nella parte davanti a una chiesa, erano degli orti a cui tutto il circondario poteva accedere, oppure in epoca successiva saranno addirittura dei campi santi, per cui la parola campo è proprio legata all'etimologia di quello che era. Un'altra curiosità interessante è legata alla parola schei. I veneziani, ma poi in tutto il Veneto, i soldi si chiamano schei e anche questa è una parola di derivazione asburgica. A Venezia la moneta che c'era durante il periodo asburgico si chiamava Scheinermünze e i veneziani lo abbreviarono con la parola schei che la usiamo tutti attualmente. Anche franchi, damedo franchi, atudo franchi, è un modo per chiamare i soldi, ma anche questo è legato a un retaggio storico, è legata al retaggio napoleonico, per cui quando c'era Napoleone i soldi erano identificati con i franchi. Venezia si può beare anche di un'altra unicità, che è la prima donna laureata al mondo, è Elena Lucrezia Cornaro, che si è laureata a metà del Seicento e la prima donna laureata al mondo era una donna veneziana, per cui anche questo è una nota di grande pregio. Ho evitato di parlarvi del Leone di San Marco perché comunque magari ne parleremo in una puntata successiva, perché attorno al Leone di San Marco potremmo spendere ore e ore di trasmissione, perché il leone ha la sua storia, perché lo si può rappresentare in 1000 modi, ma mi piaceva solo raccontare questa cosa. Allora, il leone alato è accompagnato dalla spada e dal libro sotto la zampa anteriore, nella quale c'è scritto Pax tibi Marce Evangelista meus. Pace a te Marco, mio evangelista. Ricordiamo che la salma di San Marco è stata portata a Venezia da Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, che erano 2 mercanti veneziani che la trafugarono da Alessandria d'Egitto.
Racconteremo in futuro ancora magari di curiosità veneziane, avremo anche uno storico che ci verrà a raccontare delle cose anche particolari. Spero che questa puntata sia stata curiosa e interessante. Vi auguro una buona giornata, a presto da Alberta Bellussi, buona giornata.